Ciao aiu! Ciao, aiu! Benvenuti da questo video. Oggi sto qua con mamma, ha già truccato adesso, ci ha già fatto questo trucco fantastico. Giro di poco a capacca là, così verde. È un trucco un po' nude, un po' bronzi, visto che mamma sta pure un po' abbronzata, un po' stile Jennifer Lopez, però con un po' di viola, poverito perché. Facciamo ovviamente napoletano, come state sentendo, perché avete richiesto voi un video napoletano, quindi abbiamo fatto napoletano. E se vi piace, continuate a guardare i video. Mi buoni capille. Ah sì, sì. Allora, io parto con un po' di base e vado a sta palette Pro Concealer Incorrect Palette IMAC, sta qua, e vado con un colore non troppo chiaro, per mamma, vado con questo colore qua. Piglio un pennello piatto e vado un po' a luce. Anzi, mo piglio pure più grosso, perché questo pare proprio cirillo, non ce la faccio proprio. E ha già regno tutto luce. Luce, ma... No, dove mi illumina sto... No, un coppa a luce, ma non mi illumina. Sì, però non ti dico. Non per... Madonna, ma perché ti vestire stamattina? E come già fai? Io così rido. No, per niente perché sta canzone la Drink Nerve che mi fa sentire che già c'è cagnito perché già parla napoletano. Catherine Spack. Catherine Spack. Tweet Catherine Denero. Mettiamo pure anche la Watch. Watch. No, mamma, non girato a passare se no non vedono niente. Aspetta, leggermente. Giuro. Oggi mamma la fa 9. Infatti. Magari però sembra una calma, bravo. Sì, ma non mi accompagnare in mano. Perché? Basta che non dici che la bocca. Perché non ti accompagnare in mano? Io sono figlio, posso fare le boglie. Oh, vero? Perché trovo fastidio. Giusto. Amore, ma quando mai mamma è così timida? Ah, te sono timida. No, tu mi pare che sei timida quando rispondi così. Ma pare. Perché è vero? È vero o non è vero? Non ho già capito. Allora, e poi una volta fatto che sta parando con un po' di cipria. Mo tu muori fame, ma non stiamo a cominciare, giuro. Poi vado a pigliare questa palette in Marble Day Suit. Dico napolitana, che sono capivo pure sia inglese li dice la napolitana. In My Birthday Suit, i Mulac Cosmetics, che guarda Luciano. E vado a pigliare questo colore qua che si chiama Camon. E piglio un pennello pezzeril. Piccerilla. No, picceril. Non so. No, non tanto picceril. Non si dice pezzerilla, Tonio. Ah no? No. Non so. Allora, piglio su Precision Soft Grease di Nabla. Chiudo, ma? Aspetta, state rilassato, vero? Bravo. Dai. E va che rinda piega l'occhio. No, mamma, non Che cosa? Perché della mia? Niente, già pazziato, perché non l'ha più piccerilla. Pointed Grease. Che le napolitane non so la napolitana. E poi sfumo un poco. Movimento circolare. Ai Jacob. Poi vado con Comfort Zone, ingoppa tutta la palpebra mobile. Cioè vado con ingoppo. Cioè che è nata a essere leggera, hai da schiatta poco colore ingoppo all'occhio. Che ma perché mi hai guardato così? Ma tu mi trucco prima l'occhio e poi la faccia. E poi un fondotinta. Perché si carica qualcosa lo puliamo subito, si pulizza subito, capito? La sfumatura fai con questo colore che ho detto prima? Ingoppa a base? Sì, a base, bravo. Sì, lo faccio mettere qui. Mamma, ti piace proprio Kist o ti piace pure Kist? Tutti e due. Aspetta, e mo ti faccio vedere. No, questo è brillantinato, Tonio. Qua. Questo.
no. Ma è brillantina, non questa è bella. E Ma questo è porpora, viola. 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 Allora oggi pagniamo colore e poi gingo a base, cioè vicino a base le ciglia, pigliamo questo colore qua, la palette di matte che tengo in abla e vi dico pure come si chiama Cherie Shape e vago proprio vicino e ciglia, Ma si fosse un eyeliner. come se fosse l'eyeliner. Vedi, sta piacendo questo colore? Bella, eh? Sì, mo sì. Ok, vado a sfumare un poco e fa questo effetto un poco, questo trucco un poco alla Penelope Cruz vicino. Vado a polizzare un poco qua basso con un cotton fioc per fare una bella linea diciamo precisa. Arapo? Belletta, sta bello questo trucco. Sì. Vero o no? Yes. Così mi piace. Meno male. Già è difficile che non volevi fare truccare, mamma mia. Già sapevo. Madre. Giù. Che cosa? Che lei sta mi dice? Certo. Perché? Ma tu cancelli? No? Perché? Perché non video per YouTube. Perché oggi cancellare quello che sta a dire? Oh, ma ne aveva capito niente. Me li sto così. Ma noi parliamo. Zerra che Zero vuol dire chiudi. Ah, sì. Napoletano però, che le prove napoletane. Stiamo in provincia, Lucia, parliamo il nostro dialetto. Stai bello questo colore, eh? Ok, manda poco a occhi aperti. A occhio aperto. Guarda innanzi, però così. E vado a fare un finale, ok? Quindi si fa occhi aperti per fare l'eyeliner perfetto. Così alla fine metti le ciglia. Sì. Mamma vista senza trucco. Mamma, perché parla così a bassa voce? Che non puoi far sentire le sto cattivo. Ma perché? Ciao mi sei. Va, una gocciolina a piega con 8 shock, questo qua, per fare un po' di intensità pure qua. Sì, bravo. Rimane a occhio aperto, calma poco meno. Sì. Guarda innanzi. Ok, bravo, puoi chiudere. Apri un poco. Vai. Questo deve fare un po' di intensità. Secondo me mettere una base di musica perché non si fa stare A metà troppo, non si può ok. mettere mo. Ok. Non si può che dobbiamo occupare la gente che si fa stare. Vaga leggermente ne poca sotto papparà e piglia sempre camon, o prima che abbiamo usato, però vaga leggero, giusto per papparare un po' l'occhio. Ok. Allora vaga a piegare un po' che ciglia, guarda a basso. E a mamma ci mette un mascara che si è portato adesso, pure perché è una questione di igiene. Che è questo qua è Icon, Supreme Volume si chiama. Poi ci vado a mettere i ciglia fini, quindi ce ne mette poco. Magari proprio oggi. Sono lunghe queste ciglia. È l'unica cosa che tengo buona. Non è vero. Mamma mia. È l'unica cosa che sempre ti figura una volta, no, sei più piccolo di te. La gente mi toccavano, vi giuro, mi toccavano. Si pensava che sia finta, che negli anni 80 chi sapeva questi cifri, 90, infatti mi sto manco a mettere. Mi toccavano, si pensava che era finta. Ma dicevo, ma siete scemi, ma come faccio a mi mettere, non so manco come si mettere. Prendere quello più forte. Però sono lunghe e forti per me. Che cazzo devi? I ventaggi? Ma non mi mettevo mascara. No, perché teniva pure nero. Sì. Ma questo come sono ricci. Sì, sono ricci pure. Cioè, io mi accattai che la macchinetta, che la cosa che mi tieni tu, Mm. che tu ne sai pigliare, lui c'ha una signorina. E la tenevo ancora. Non mi servetti più. Ma che macchinetta? Questa cosa. Ah, piegacini. Piegacini. Ma se la signorina la teneva fino a quando mi sono sposata, sta piesta tu.
Ci sta mamma, ma che stai? Ci sta donna, tenga degli anni... La posso pigliare? Allora mamma, riesci tu però io ti mettessi pure un poco un filo di eyeliner nero Sì, bravi. alla base, Che- capite? Da intensità. Eh, Faccia se è buono sto mascara o di tu uccidi buono, fammi vedere. no, questo non è buono, è consumato. Ah, Tenga più in anno. no, ma non si deve di cose più Ma piace. i mascara dopo 3 mesi sono a età. Pure questo mi piace, però che se me l'ha cercato nuovo, aspetta. Dai, manco 15 ore. Poi questo si mette pure mamma, questo è chi le capri che sempre un lash sensational. Questo è buono. Allora ci vado a mettere ciglia finta a mamma e io piglio questi 4 ciuffette con un po' di colla nera. Però mascara è poco che le mi messo. E no, perché ci metti ciglia. Poi ti metti una tavola da roba. Si mette pure la roba. Ma tu che tieni lungo, non è cicchio. Tu tieni lungo. Ma mi tengo ciglia finta. No, ma proprio da un brutto di tuo. Ci vuoi? Ma che stai a fare? A chi aumenta? Maronna mia. Ho visto. Come si è fissato? Mamma mia. Peggio di me. Ci vedi te peggio però. Faccia miseria. Solo mi face sto coso. Però non mi piacessimo rifare. Perché non ti piace? Che tengo paura. Fallo zitto. No, per non muovere troppo il viso. Ah, Che ma può sei brava. sbagliare, capito? Non ti Brava. fa sbagliare. Allora, che ne può un po' al muccio ho già messo i cigli finte. Mamma, guarda in camera così ti vedono. E vado a mettere un po' di eyeliner, che sul caso si chiama Black Track Prolonger Fluid Line i MAC. E vado a mettere un po' di eyeliner giusto un po' a linea di ciglia per fare belle nere. Si vuole il vostro ormone? No. C'è una miseria, l'uomo rosso. E poi una volta fatto questo mettete un po' di mascara coppia ciglia finte. No, questo è il look. Perché no? Questo. Ma che sta? Vabbè. Stiamo mettendo qui su Lash Sensational. Chiudi. E poi in coppa in lunghezza. Ok, vado a parare là 2 e torno a 2. Guardate che la differenza come è bella. 1 e 2, Mo, il prossimo passo prima di fare base, cioè getta mamma che si mette un po' la matita nera in dall'occhio sotto, ma uno specchietto. Bravo, proprio belle chine. Ma sai che è abituato mamma, subito la faccia, stanno certo, no, mi mette paura. Ma cieca. Mamma invece Ne può che ci porco lo specchio. Va bene? Perfetto. Allora, ora passiamo a base. A mamma, visto che mo stanno poco abbronzate, specialmente in coppa un décolleté, piccolo décolleté, perché aiuta a mare, e infatti cadendo un po' più scura, aspetta, mo, è brava, caccio che sta fuori, vai, così. Cadendo più scura la faccia, allora vado a scarfare un po' la faccia e ci vado a mettere un'abla close up, un numero M50. Vado con pennello sempre in abla che si chiama Foundation Buffer Brush. Quindi piglio un po' la coppa a mano. Ma che sta? No, Sai che stai commuovendo? sì, assai proprio. E poi vado mo brite scura, però sa appare con essere il colore della pelle mamma. Perché quella si mette la protezione 50 in faccia e fa buona. Infatti. Io volevo truccare a te. Che tu non ti fai truccare, è una conquista. Non ti fai truccare a nessuno. Tu come ti metti il fondo di la spugnetta? Con le mani. Dita. Vero, è la meglio cosa. Però me la giocata una spugnetta pure io. Luogo per un coppo pietto. Basta. Va bene. Poi piglio correttore, vado a pigliare Nude Maybelline Anti-Age Concealer e vado a mischiare con questa trucca light. Questo mi piace. Un po' sulle rughe espressive, no? No? Sì, no. Ma non troppo fatto cosa cipria, quella cipria è miracolosa. Sulle oh, quando te la faccio. Sarebbe un miracolo. Beh mamma, ma tu sei bello pure senza un miracolo.
E tu mi dici? Guarda in tuo specchio. Bella. Vado a mettere un po' di Mula. contouring e vado a pigliare questo colore qua, Mi sa che devo mettere pure qualcosa più caldo perché ho bevuto proprio frittissimo. Guarda che tengo già 2 liti Perché tu già tieni Sigma. ma sono sta nascendo radoni però. Ho cambiato idea perché quelli là erano troppo freddi per mamma. Ho preso Priyanka numero 8 di Mulak, che sono gli Slay Foundation, e vado qua. Ah, usa ragione. Girati qua. No, girati verso Ah sì. me, qua. Un poco qua. Qua. Un poco sul naso. E tu non hai che hai bisogno in realtà qua. Io non do a te, mamma te. Ma una goccia, guarda, giusto qua, guarda, giusto una goccia qua. Ok. Poi vado sempre con lo stesso pennello fondotinta, perché così ci stanno pochi prodotti fondotinta da coppa che sfuma e levano poco pure i prodotti eccessivi, e vado a fare il movimento circolare e a sfumare Sopra. sopra. Leggermente la metto per un punto luce. Come no? Coppa luce? Negli angoli. Sì, sempre. Mia mamma più che a fare un contouring, vado a fare un contouring un po' bronzing, così vado a scarfare proprio la faccia. Un po' con un contouring alla Jennifer Lopez. Magari. Ma che te l'ha mandato tu? Ma che stai dice? No, ma io sono un Scott Barnes tuo, non so mamma chi è. Infatti. È un truccatore di Jennifer Lopez. Wow. Bella. E poi vado a pigliare ciprio. I piglio sempre a Fenty Beauty Butter per fare la parte centrale, e poi pure essere visto in realtà mamma usa a ciprio un po' leggermente più scuro in abbla. Pare più giovane. Ti piace? No? Oh, buoniamo, può fare tutti i giorni tua, buono. Allora, mo vado a pigliare stu contouring, sempre bronzing in Mulak, che si chiama Ares, e stu colore K, un po' più caldo sempre, perché mamma è una colorazione più calda. Faccio una brutta. Pare che tu metti in castigo quando è possibile. Guarda tu, tutti dall'angolo. Ma questo fatto è rimasto impresso. Mi preoccupavo che te parlavo. Dai, ma che ti metti in castigo? Ma che fai, mamma? Così? No, ho sbagliato, sto in castigo. Patata. La gente manda sta maestra scema. Ma perché ero in mezzo alla maestra? Quando poi tu sei talmente brava, alla sigla tu basta che mettevano a colorare. Sempre io ho tenuto stufati di essere o colori o quadernini. Sì, era piccerelli. E che tu devi mettere per me. Ah, Hai e non capito? volevo per me. No, non ci tu capito. magari a casa volevi fare, mai. E mo invece volessi un mese. E poi invece tu come dici nei mai voluto per me. A piacere quando sei piccolina. Mo un blush. Mo vado a mettere un po' di blush naturale a mamma, che sto qua, che è naturale, con un po' che sul rosa. Che cos'è? Perché non mi piace solo. Non ti credo, questo è bello. Mi piace un po' di rosa. Rosa è poco però. Ma tu devi abbinare pure rossette però. Capito no? Girate poco verso di me. Forse un po' più intensa ci sta, perché sennò, perché tu tieni la pelle più leggermente più scura da me. Perciò mi ricordo che la che risalta un poco però. Proprio poco, Hai ragione, è una cosa. Poi oggi parlando poco Non cane. faccia tant'anno. Allora, vado a pigliare sto punto luce qua per mamma. Questo qua, qual è? No, forse è meglio. No, appunto lo ci sto che non mi piace. Ci vuole qualcosa di più dorato per mamma. Che non è un mulak. La palette mulak. Quale sei? Che lo sa pure qual è la palette Mulak? Lucia,
Che sta palette è loca io. Questi di Nabla. Nabla, Questo, brava, guarda Nabla. questo quanto è bello. Vado a pigliare l'illuminante di Nabla che si chiama Crown Highlighter, che si qua. E vado un po' con coppo zigama leggermente cavi. E poi ci passo una poca mano perché non voglio fare troppo pesante. Brava. E un po' Sì, negli occhi, sì, butonetto. Mamma ti delle richieste sue. E poi vado un po' all'interno di luci. C'ha ragione, comunque ci volevo. E mo un coppo mousse ha pigliato a matita body language in Abla. E vado a fare un minimi overline pure a mamma a coppa. Overline stesso che vado una poca a coppa. Leggermente. Leggermente alto, mo la può mettere leggermente alto. Bravo, mi sento capito? Da lui. Belle? Da gente che ti sei buona, che Il contorno è buono. Me le ramo. Ma sì che mi piace. E poi con un rossetto io vado a mettere a mamma un rossetto liquido e a coppa ci metto un poco di la luminosa e vado con questo qua in Abla che si chiama Attractive e poi al centro ci metto soltanto un pochi chiari. Questo qua è una marca straniera che si chiama Feral Cosmetics, che è molto bello. Questo è liquido, l'hai mai visto? Che bellino che è sciarento. Anzi, tu le sette pochi succa più scuro, leggermente. Non ti piace? Va buona. No, ma solo un po' più bordo, perché volessi fare un bordo un po' leggermente più scuro. Allora, provo a mettere solo un po' più bordo, sempre i Feral Cosmetics, che questo qua si chiama Mochaholic. Marrone. Mamma, ma è bello questo, fidate! Solo un po' più bordo, ma giusto per fare... Lo faccio vedere. Va bene. Guarda come sta venendo bello. Ti fa contorno più precise, capito no? Oh, faccio pure la coppia e mi è fornuto. Ok. Ti piace? Sì. Mi stai facendo un piacere? No, mi piace. Ultimissima cosa, vado a mettere un po' di mascara sotto all'occhio. Mamma, che stai a fare? Tu mettere un po' di kist? Solo centro, poi poco. E solo per mamma mettiamo 3 colori rossetti. Solo per Ma non mamma. mi pure 4. Per fare un colore che ti chiedi. Hai ragione, sì. Più bella così. È più bella, sì. Faccia così sempre. Come dici, ti piace? Perché per me è fornuto. Ah sì, bella. Bellissima. Brava, bravissima. Sempre brava. We just Why you? Questo era un trucco con papà e mamma. Ha già fatto questo trucco nude con un po' di viola con maglia stessa. Bellissima. Mamma mia, pure un po' di viola, meno male che ci piace. Mi ha fatto il labbra nude, mamma sta bella abbronzata, quindi mi ha fatto la faccia comunque apparato con questo viso, il corpo. Ultima cosa che potremmo fare, un po' l'effetto Jennifer Lopez, mamma. Ah sì? Che se il tuo corpo tiene pure la protezione trend di neutrogena e si mette con coppa, posso fare? Precisamente manca una cosa, tanto stai da lavare sta cosa, ma che se fa sempre prima? E vai. Fa proprio l'effetto. Dio, bello. Fa l'effetto super glowy, sa da asciuttare un po'. Wow. E poi un coppa faccio questo. Ah. Bello. Bellissima. Troppo bella. E oggi ho fatto pure l'effetto Jennifer Lopez a mamma. Mamma mia.
Se vi piace questo trucco, mi raccomando, mettete like, commentate, scrivete, attivate la campanella, facete tutti questi fatti che arrivano pure ai video napoletani se volete, però ma da fa sapere voi. Mi raccomando, facete zanzare, come volete chiamare voi, dicete le compagne vostre, faceteli scrivere, facete un po' i passaparole. Se vi è piaciuto, se vi è piaciuto questo video, ci vediamo alla prossima. Come dico sempre a mamma al telefono, un bacione. Un bacione. Ciao, ci vediamo alla prossima. Sono belle oggi, chissà come ci gira sti capelli. Hai visto? Non sono bella. A me piace più quando si lava e si asciutta naturale che quando si liscia. Come si vuole? Più bello. Cioè è bello, mamma mia. Che se mi figlia mia. Ci ha fatto una figlia proprio spettacolare. Basta amore, fotografie.